Assalto al blindato del gruppo vicentino Battistolli lungo l'autostrada A1 all'altezza di Lodi, sventato grazie alla prontezza di riflessi e alla tempestività di reazione delle guardie giurate che facevano da staffetta al blindato. Davanti a loro un tir con altre macchine ad un'andatura lenta per quell'ora in autostrada. L'autostaffetta, vista la terza corsia libera, decide di superare, seguita dal blindato e dall'auto di scorta. In quel momento il tir, che conteneva al suo interno un Caterpillar, ha cercato di speronare il furgone, infatti ha fatto esplodere un pneumatico. Ma questo ha significato però capire che quella che era semplicemente un'intuizione bisognava poi portarla a compimento, nel senso bisognava riuscire a ripararsi. È questione di attimi e di sangue freddo a fianco all'uscita dell'autogrill ed auto e blindato vi si infilano dentro. Nel parcheggio c'è un'auto della polizia stradale che immediatamente comprende l'accaduto, scatta l'allarme, il colpo è sventato. Intanto, poco lontano si cominciano a vedere delle fiamme, la banda infatti aveva approntato una cortina di fuoco incendiando diverse macchine. Il blindato sarebbe dovuto arrivare lì, dove attenderli ci sarebbe stato l'inferno. Sicuramente era, come ha confermato la polizia stradale e le inquirenti che stanno indagando, era un comando ben organizzato, quindi si parla di almeno 15 persone. C'erano due tir, uno quello protagonista del tentativo di speronamento e un altro che aspettava dove c'erano le macchine in fiamme con dentro dei Caterpillar, che forse sono l'unico sistema per cercare di aprire questi furgoni. Sventato l'assalto, il comando, si parla di una quindicina di persone, ha abbandonato tutto sul posto facendo perdere per il momento le proprie tracce, ma certo è che il piano era stato organizzato nei minimi dettagli. Sicuramente stiamo parlando di professionisti, non sono dei dilettanti, sicuramente sono persone che avevano disponibilità anche economiche, perché le macchine che hanno incendiato, i tir, i Caterpillar, era tutto materiale rubato. Poi sicuramente avranno seguito i nostri tragitti per mesi per capire i ritmi, le frequenze e quant'altro, anche se noi li cambiamo molto spesso. La Battistolli nel 2014 era stata vittima sempre nello stesso tratto di autostrada di un altro tentativo di assalto, anche quella volta sventato grazie alla professionalità delle guardie giurate.